Eccoci qua insieme, cari telespettatori, con il nostro appuntamento consueto con lo SPI-CGIL. Nella fattispecie questa volta parliamo con l'Inca e quindi riguarda una fetta molto ampia di persone. Anna Bilato qui con noi, grazie di supportarci con preziosissime informazioni che però possono essere personalizzate naturalmente a seconda delle varie situazioni che dovete affrontare, prendendo appuntamento presso le sedi o dello SPI-CGIL o dell'Inca CGIL presenti su tutto il territorio. Per dare ulteriori informazioni, perché ogni tanto mi vengono in mente le mail che riceviamo, l'Inca di che cosa si occupa rispetto magari al patronato dello SPI? Diciamo, il patronato dell'Inca, patronato Inca si occupa di previdenza in generale, si occupa delle pensioni, ma non solo del mondo dei pensionati, anche tutto quello che riguarda il mondo del lavoro, in particolar modo nelle relazioni che ci sono tra i lavoratori e l'Istituto Previdenziale INPS, ma non solo con l'INPS, anche con l'INAIL, tutte quelle tipologie difficili, esatto, di intervento dove il patronato fa da intermediario tra il lavoratore e quegli istituti previdenziali che sono lì per appunto supportare attraverso ammortizzatori sociali tutti quegli interventi che riguardano il mondo del lavoro e riguardano il mondo dei lavoratori dipendenti in prevalenza. Allora c'è una novità che ha fatto un po' così rabbrividire, perché tutto quello che riguarda le relazioni con gli enti pubblici, con l'INPS eccetera non è semplice. Loro la fanno semplice, poi in realtà è qualcosa di terribile, perché poi chi lo fa ha bisogno di un servizio che venga erogato, una prestazione o quant'altro, quindi già vive questo con una certa apprensione. Lo SPID. Cos'è sta novità? Chi riguarda? Come si fa ad attivarlo? La fanno semplice, poi invece nella pratica. Allora, lo SPID che cos'è? Intanto cosa significa? Significa che è un sistema pubblico di identità digitale e questo è una modalità digitale per poter accedere ai servizi posti dalla pubblica amministrazione. Vogliamo vedere il video? Sì, abbiamo trovato questo video nel sito del governo e che mi sembra fatto bene, insomma, e lo trovate comunque nel sito del governo che è www.spid.gov.it, che appunto sono dei tutorial che spiegano come il cittadino deve fare per attivare questo SPID. Se lo vediamo poi... Allora lo vediamo, così dopo possiamo commentarlo insieme e spiegarlo ulteriormente per chi non l'avesse capito. Perfetto. Ciao, mi chiamo Giovanni e da qualche giorno ho attivato SPID, il sistema che permette di accedere con un unico nome utente ed un'unica password ai servizi online della pubblica amministrazione. Per esempio, ora posso prenotare le mie prestazioni sanitarie con un click, oppure posso controllare la mia pensione, oppure pagare il bollo auto, tutto in un minuto e senza fare la fila agli sportelli. Così ho più tempo per le cose che contano davvero. SPID si può attivare scegliendo fra 3 diverse modalità. Io vi guiderò per attivare SPID attraverso il riconoscimento fisico. Ricordatevi che per ottenere SPID sono necessari un indirizzo email, il numero di telefono del cellulare usato normalmente, un documento d'identità valido, uno tra carta d'identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno, la tessera sanitaria. Per prima cosa collegatevi al sito www.spid.gov.it e scegliete l'operatore che offre il servizio di riconoscimento fisico. Provvedete a inserire i vostri dati e completate la procedura di registrazione online. Riceverete una conferma via mail, dopodiché basterà fissare un appuntamento presso uno degli uffici abilitati e attivare SPID. Ricordatevi che per completare la procedura di identificazione è necessario portare con sé un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria. Allora, prima cosa, se uno ha perso lo SPID? Brava. Se uno ha perso lo SPID c'è una procedura sempre nel sito che appunto ti dà le indicazioni su come procedere per la riattivazione. In realtà lo SPID è la combinazione di 2 elementi, lo spiegava bene il tutorial. Tu devi avere inevitabilmente un indirizzo mail e un cellulare, un numero di cellulare. Ma la mail personale o mail anche del parente? Io sto pensando agli 80-90 anni che mail non ce le hanno. Allora, in questo caso, infatti
infatti ci abbiamo così, è diventato di quotidianità questo argomento dell'attivazione dello SPID, proprio perché l'INPS recentemente con una circolare dal 1° di ottobre ha comunicato ai cittadini che non rilascerà più il classico PIN che rilasciava fino a prima dell'entrata in vigore di questa circolare, ma dal 1° di ottobre in poi chi non ha il PIN dovrà chiedere esclusivamente lo SPID. Lo SPID in realtà diciamo che è complicato avviarlo, ma poi è abbastanza semplice nella gestione. È complicato avviarlo perché appunto il tutorial che abbiamo appena visto ci ha dato una modalità che è quella della identificazione di persona. I soggetti che fanno questa identificazione sono i cosiddetti provider che tra questi ci sono le ente poste, che è l'ente, esatto, che poi tra l'altro andare alle quello... poste adesso è qualcosa di pietoso, no? Perché bisogna dirlo, gli uffici postali sono aperti quasi dappertutto, solo una piccolissima parte della giornata, guarda caso in una fascia oraria in cui i lavoratori non sono presenti. Con delle code micidiali, tutte di pensionati che vanno sempre alle poste, non si capisce perché, per cui per fare un pagamento alla posta, per andare a accedere a questo, non so, bisogna prendersi mezza giornata. Sì, devi fissare l'appuntamento. È vergognoso. Ma la procedura dello SPID, quando appunto si fa quella prima operazione, cioè avere appunto un indirizzo mail, avere un numero di cellulare, si entra nel sito del Ministero appunto del Governo e poi si accede alle ente poste, lì fissi subito l'appuntamento, perciò è un appuntamento presso l'ufficio postale più vicino. Sì, però quando sono aperti? Sì, con appunto gli orari loro. Proprio recentemente, proprio ieri, un collega di lavoro se l'è fatto ed è riuscito, abita su Città di Verona, e ha avuto l'appuntamento in un paio di giorni. Probabilmente anche le poste stesse per questa tipologia di attività avrà creato un canale specifico diversificato dall'utenza quotidiana, mettiamola così, ecco. Fatta questa identificazione, e perciò bisogna di persona andare all'ufficio postale a identificarsi, questa è un servizio gratuito che viene offerto, perché gli altri provider lo fanno, ma lo fanno a pagamento. Perciò l'identificazione dell'ente poste è quello che, primo perché è più presente nel territorio e secondo perché il servizio è gratuito. È un servizio Dobbiamo a pagamento. ringraziarli, perché caspita, ci fanno anche gratis, ci costringono a usare lo SPID e sono gratuiti, mamma mia che tesori. No, beh, a parte sì, no, effettivamente diventa un problema, però diciamo che poi una volta che vivi con questo mondo, insomma, ti rendi conto che alcune cose sono effettivamente facili una volta che ce l'hai, ecco, mettiamola così, una volta che ce l'hai, sei in possesso, diventa facile. Proprio io personalmente ho rinnovato il passaporto qualche mese fa e per poter accedere alla questura ho utilizzato il mio SPID, nel senso che è una identità universale. Devo entrare nell'Agenzia delle Entrate per vedere la mia dichiarazione di redditi che ho fatto 10 anni fa, la trovo con lo SPID dentro l'Agenzia delle Entrate. Devo attivare il mio fascicolo sanitario elettronico della Regione Veneto, lo entro con lo SPID, nel senso che diventa ormai uno strumento che dove veramente riesci ad avere un accesso diretto con un'unica password, che è praticamente quell'identità che ti viene data dallo SPID, e in tutte quante le piattaforme della pubblica amministrazione. Tanto più che appunto in questo momento così di emergenza Covid che stiamo vivendo, proprio in questi giorni è uscita una circolare dell'INPS, anche l'INPS ovviamente accedi non solo per i pensionati, appunto, possono accedere per visualizzare la propria pensione, ma accedono anche i lavoratori dipendenti, chi ha una posizione propria personale, insomma, presso l'istituto, e lì da questa ultima circolare che dicevo prima, che è uscita poco tempo fa, hai la possibilità di poter anche modificare nei certificati di malattia, appunto in questa fase emergenziale di Covid, ahimè la malattia insomma è abbastanza frequente, la reperibilità
per le visite fiscali proprio attraverso questo servizio che viene posto dall'INPS cioè uno ad esempio sceglie come luogo dove farsi la famosa tra virgolette quarantena che adesso esattamente, è 10 giorni, che proprio perché appunto per la tipologia di questa condizione sanitaria che stiamo vivendo, molti lavoratori magari sono costretti anche a spostarsi dalla propria abitazione, perché magari nell'abitazione ci sono altri familiari, hanno la necessità di andare a momentaneamente domiciliarsi presso qualche altro domicilio. Ecco, questa modifica della reperibilità del lavoratore per quanto riguarda la malattia la si può fare tranquillamente in una procedura che è nuovissima, proprio uscita in queste settimane, attraverso appunto, ovviamente lo può fare il lavoratore che ha lo SPID, certo, questo è il punto. Allora, siccome appunto sempre più ormai dobbiamo fare i conti con ahimè, questa condizione di, diciamo di accesso digitale alla pubblica amministrazione, e il poter illustrare anche in maniera, voglio dire, semplice, se vogliamo, insomma, come si attiva, è un po' una finalità che noi abbiamo, perché anche per noi come organizzazioni sindacali, guardate, noi come patronato Inca siamo nati nel 1945, festeggiamo il 75esimo anno quest'anno di anniversario dalla nostra Costituzione, e quando siamo nati nel 45, perciò stiamo parlando del dopoguerra, la nostra missione principale era quella di emancipare i lavoratori, soprattutto in qualche modo emanciparli dall'analfabetismo che in quell'epoca c'era. Ora invece ci troviamo in una situazione di emancipazione anche in ambito digitale da parte dei lavoratori, dei pensionati. È importante che ci sia una consapevolezza e in qualche modo anche una certa autonomia, perché essere consapevoli e autonomi consente poi anche di poter esercitare dei diritti, certo. Perciò è importante che ci sia appunto questa conoscenza, ecco, diffusa. Qualora immagini il pensionato da solo, di una certa età, eccetera, che comunque non ha internet, perché poi bisogna tener conto che non tutti i pensionati ce l'hanno, possono averlo, possono giustamente permettersi anche un computer, questa è un'altra cosa. Molti hanno anche i cellulari basici per varie ragioni. Ecco, qui ci siamo noi. Ma è obbligatorio per tutti oppure no? Non è obbligatorio, ovviamente. Uno può testare anche... No, ma noi ci siamo, continuiamo ad esserci, ci mancherebbe, anche perché poi voglio dire, sono per le cose semplici che riesci ad accedere dove entri nella complessità del sistema previdenziale italiano, perché è una giungla, certo. Muoversi in quell'ambiente, ecco, no, assolutamente noi ci siamo. Quindi perché magari chi ci ascolta gli viene già la febbre? Assolutamente. Al pensiero, madonna mia, non ho il cellulare abilitato, no? Questo è come dire, parlando con diverse persone anziane, scarica l'app Immuni, poveretti, loro vorrebbero anche scaricarla, esatto. Che ti sfido col cellulare Nokia modello vecchio di quelli da Brondi, no? Quello per i sordi, a scaricare qualsiasi, per cui assolutamente, no, noi ci siamo, anzi noi vogliamo proprio essere vicine ai lavoratori, alle lavoratrici pensionate e alle pensionati, proprio perché, voglio dire, la nostra tipologia di servizio, di assistenza nei confronti dei cittadini è fondamentale, proprio per potersi relazionare con la pubblica amministrazione, ma laddove c'è la possibilità per le cose semplici di avere un minimo di autonomia, per quelle piccole cose che si possono fare, per il pensionato scaricarsi il cedolino della pensione, e che ne so, per il lavoratore dipendente poter modificare la reperibilità della malattia, sono quelle piccole azioni che effettivamente ti consentono di non perdere tanto tempo della tua giornata, di poterlo fare comodamente da casa tua, insomma. Questo è già una cosa, potrebbe essere effettivamente utile. Questa è una novità importante, quindi ci sono delle scadenze particolari da qua in avanti che è bene i cittadini oppure i pensionati sappiano, perché avevamo parlato a luglio per fare la richiesta del bonus babysitter, eccetera, alcuni hanno chiesto, ma c'è stato qualche rinnovo, qualcosa a riguardo? Adesso con l'ultimo decreto legge di settembre è stato introdotto, per quanto riguarda l'aspetto dei congedi parentali, la possibilità di poter richiedere in alternativa al lavoro agile
per i lavoratori dipendenti di poter chiedere il congedo parentale per i figli inferiore ai 14 anni di età qualora abbiano contratto il Covid con l'apertura dell'attività scolastica in ambiente scolastico. Non ci sono termini, perciò voglio dire tutto è legato alla fase emergenziale, tutto quanto sarà di volta in volta rimodulato, riadattato in virtù di come andrà la pandemia, di quale sarà poi la conseguenza. Comunque non ci sono scadenze. Non ci sono scadenze imminenti, assolutamente no. È importante perché appunto di volta in volta vengono introdotte delle modifiche proprio per adeguarsi anche al momento proprio della situazione. È bene che appunto i lavoratori appunto si rivolgano alle nostre sedi per porre i problemi che hanno e per poi capire che tipo di soluzioni possiamo trovare rispetto ai bisogni che hanno queste persone, insomma. Ecco. Ultima cosa, una mail che c'era arrivata: chi non ha fruito perché non ha fatto in tempo del famoso bonus babysitter appunto in passato lo può recuperare oppure no? No, quello non è queste sono quelle, l'avevamo già parlato, ma non è possibile recuperarlo in nessun modo, sono cose che vengono perse, quindi purtroppo sì, nel senso che la domanda si può fare entro il 31 dicembre di quest'anno, no, nel senso che però qualora non avessero attivato la procedura entro i termini non è possibile farla. Anna Bilato, grazie mille. Chiedo alla regia l'ultima slide che dice di rivolgersi alle sedi dello SPCGIL oppure dell'Inca presenti sul territorio provinciale. Qua consulta il sito della CGIL della tua provincia, troverai tutte le informazioni necessarie per far valere i tuoi diritti o per inoltrare le domande anche a distanza. Questo è un aspetto molto importante. Assolutamente. Prenotate i servizi, chiamate, prenotate, ci sono tutti i numeri telefonici necessari. Io vi invito come sempre a scriverci anche le vostre mail con le domande che poi giriamo ai nostri interlocutori, i nostri esperti dello SPCGIL oppure dell'Inca, Anna Bilato che è con noi. Vi ringrazio anche la nostra ospite. Noi ci ritroviamo dopo la pubblicità, che la trasmissione continua con altri approfondimenti.